Volevo intervenire perché, come abbiamo già avuto modo di dire, in una legge che dovrebbe essere disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche, secondo me, se dovesse essere approvata così come proposta ovviamente in Commissione, così come anche non dovessero essere accettati, come già ovviamente preannunciato, gli emendamenti da noi proposti, potremmo anche cambiare il titolo di questa legge e aggiungere e prevederne la distruzione. Perché? La distruzione. Perché? Perché all'articolo 17, cioè dopo che ci abbiamo messo 16 articoli per prevedere tutte le tutele del caso e anche l'articolo 10 dove tuteliamo il patrimonio speleologico e delle forre di questa regione, con un articolo solo, andando in deroga a quanto previsto dai divieti inseriti negli articoli precedenti, qualora ci trovassimo di fronte alla realizzazione di un'opera pubblica anche sottoposta a valutazione di impatto ambientale, noi permettiamo con questa legge di andare totalmente in deroga a quanto previsto e addirittura permettiamo che per quanto riguarda il patrimonio speleologico o le forre si possano distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia. Allora, ditemi voi, una legge di questo tipo, cioè quando immaginate la tutela dell'ambiente a cosa pensate? Perché sinceramente non è possibile scrivere una legge dove si dice è vietato distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche, ma chi dovrebbe farlo? Se non un'impresa per costruire una qualche opera. Chi dovrebbe farlo? Come fa un privato cittadino ad andare in una grotta a distruggere, occludere o danneggiarla? È ovvio che siamo di fronte a un'opera pubblica quantunque fatta per l'interesse collettivo, perché poi viene chiesto anche questo con un emendamento proposto, ma chi dovrebbe danneggiarle queste grotte? Chi? Se non ovviamente per la costruzione di qualche galleria. E allora arriviamo al dunque. Costruzioni di gallerie in questa regione erano previste da un progetto in cui noi chiedevamo la bocciatura proprio per la insostenibilità ambientale già nell'autunno del 2013, bocciatura che non si è voluta dare da parte di questa giunta regionale, ci ha dovuto pensare questa volta sì il Ministero dell'Ambiente a tutelare il nostro ambiente, il nostro paesaggio, dicendo che il tratto della TAV Venezia-Trieste, anzi Ronchi-Trieste, non è compatibile con l'ambiente. Ebbene, pochi mesi prima, ad un'interrogazione dell'onorevole Pellegrino alla Camera dei Deputati, il governo Renzi dichiarava che ovviamente non c'era più interesse ad andare avanti con il famoso progetto di alta velocità, alta capacità Venezia-Trieste, che sarebbe dovuto costare 7,5 miliardi, ma che si sarebbe andati avanti con il potenziamento e la velocizzazione della linea spendendo 1,8 miliardi. Non solo, il sottosegretario ai trasporti annunciava anche che è prevista la realizzazione di una variante che si identifica nel progetto preliminare alta velocità, alta capacità Ronchi-Trieste già presentato da RFI nel 2010 e che consiste nella realizzazione di una nuova linea con caratteristiche di alta velocità, avente una lunghezza complessiva di circa 18 km, quasi completamente in galleria. E specificava che la tratta ha inizio subito dopo la stazione di Ronchi Legionarie e si innesta sulla linea storica poco prima della stazione di Auresina. Allora, noi abbiamo detto di no a un progetto che sarà devastante per questa regione.
ma diciamo di sì allo stesso progetto che sarà devastante per la nostra regione. Non contenti, non andiamo neanche ovviamente a tutelarci di fronte a questo testo di legge, dove avevamo in qualche modo la possibilità di recepire quanto detto dal Ministero dell'Ambiente, quanto sostenuto dagli stessi dirigenti di RFI che, auditi in commissione, in Consiglio Comunale a Trieste, non qua ovviamente, dichiaravano che andare a scavare all'interno del Carso provocherebbe danni alle falde acquifere, questo per l'uso dei materiali tossici che si utilizzano per impermeabilizzare le gallerie. Lo stesso Comune di Duino, quando si dovette esprimere sulla compatibilità ambientale dell'opera, esprimeva e sottolineava preoccupazioni con la costruzione di una galleria che possa comportare danni al punto di captazione posto sulla foce del fiume Tivavo. Voi ovviamente di tutto questo, come al solito, ve ne fregate. E allora è inutile che mi venite a dire che all'articolo 17,2 prevedete queste deroghe solo nelle opere appunto pubbliche o di interesse pubblico soggette a valutazione di impatto ambientale, mi venite a dire che in quella valutazione interverranno comunque tutti gli enti, tutti i servizi predisposti? Perché la dimostrazione di questa ipocrisia, perché qui solo di ipocrisia si tratta, l'abbiamo avuta meno di 2 settimane fa. E l'ho ricordato stamattina. Di fronte a un parere di un ministero, quindi non di una struttura regionale, di un ministero, che dice che un'opera non si può assolutamente fare perché non è mitigabile dal punto di vista ambientale e soprattutto paesaggistico, noi, anzi loro, qualcuno, ha avuto il coraggio di definirla compatibile ambientalmente. E allora, vogliamo continuare a prenderci in giro? Le bugie, stamattina mi pare che almeno un 5-6 IRI hanno definito che ormai dire bugie da parte della Giunta e della maggioranza sia un hobby. Va bene, ma prendere in giro la gente voglio richiamarla a una maggior diplomazia, quantomeno. Perfetto. Sì, da che pulpito, certo. Ma prendere in giro la gente no. Perché allora io vi chiedo, se veramente volete lasciare la legge così com'è, cambiategli per favore il titolo e aggiungete alla fine prevederne la distruzione.